Il Monty Day esplode a Verona come un terremoto. Epicentro, il polo universitario dove si celebra l'Italia Camp. Su un palco blindato van di scena gli stati generali del centro-nord. 2000 idee da offrire al governo per rilanciare il paese. Ospite d'onore, il Premier che sale in cattedra. La riforma strutturale essenziale è quella del federalismo. Dal palco di Verona Mario Monti lancia a sorpresa il federalismo davanti a una platea di autorità e personalità, dai presidenti delle regioni ai rettori universitari, dagli industriali agli studenti. Il governatore veneto Luca Zaia però storce il naso. Sulla partita del federalismo non condivido l'atteggiamento, nel senso che noi abbiamo con certezza un dato chiaro, che è quello di dire che se applicassimo i costi della spesa pubblica del Veneto a tutta Italia avremmo un risparmio di 28 miliardi di euro. A fargli onori di casa il sindaco di Verona, Flavio Tosi, che lancia un messaggio forte e chiaro al Premier. I sacrifici li abbiamo fatti, adesso serve la crescita. E per essere competitivi bisogna che le imprese abbiano meno carico fiscale, cuneo fiscale, anche quello deve diminuire, e per poter fare questo evidentemente ci devono essere meno tasse e quindi meno spesa pubblica per poter arrivare a questo risultato. E non c'è dubbio che occorrerà ridurre la pressione fiscale, ma credo che le sue parole abbiano ben quadrato i limiti e la dinamica temporale attraverso la quale questo sarà possibile. Nella risposta sulla parte della riduzione della spesa pubblica è mancata la risposta su quello. Botta e risposta con il sindaco Flavio Tosi, anche quando la risposta manca. Il professor Mario Monti in cattedra e nel suo ambiente. Parla lentamente, ringrazia l'Università di Verona, poi strizza l'occhio alla meglio gioventù che lo circonda. Le idee per rilanciare il paese sono un tesoro prezioso. Per sconfiggere la crisi serve innovazione, ricerca, il coraggio di scommettere sul futuro e la cultura del merito. Chi crede nel merito incoraggia la trasparenza e il rispetto delle regole. Il merito è l'antitesi dell'imbroglio, della raccomandazione, dell'opacità in cui proliferano i germi del malaffare. La cultura del merito è la cultura del futuro, quella che permette il rinnovamento e la speranza.